Finalmente estate, giornata straordinaria, un sole piacevole. È il lago del Sorapis che mi attende. Ed è il sentiero 215 che dal Passo Tre Croci risale verso il rifugio Vandelli e il lago del Sorapis. Il classico, quello più conosciuto e sicuramente il più panoramico. I boschi che stanno ai piedi della Marcoira, oasi di pace e di tranquillità. La prima parte di questo sentiero che si snoda attraverso questi boschi, un sentiero facile, poco impegnativo. Ed ora ha inizio la parte più impegnativa del sentiero per raggiungere i 1920 metri del lago del Sorapis e del rifugio Vandelli. Ed ecco quello che sicuramente è il passaggio più cruciale di questo sentiero. Pochi metri in orizzontale ma parecchi metri in verticale, per cui assenza di vertigini, passo sicuro e ben saldi al cordino. Ogni estate da più di 25 anni salgo qui al Sorapis. È come un richiamo che parte da qui e arriva qui, sulle sponde di questo che io considero uno dei più bei laghi delle Dolomiti. Il lago del Sorapis rimane sicuramente una delle perle delle Dolomiti. Si parte dai 1805 metri del Passo Tre Croci, dove il sentiero 215 accompagna a 1928 metri a rifugio Vandelli e quindi al lago del Sorapis. Uno dei punti dove porre molta attenzione è quando si transita ai piedi del Ciadin del Loudo, un passaggio in verticale molto esposto dove deve esserci assoluta assenza di vertigini, passo sicuro e tenersi ben saldi al cordino metallico di sicurezza presente. Emozionante sicuramente, però fa battere il cuore.
visitatelo, abbiatene rispetto, è un luogo che io definisco sacro e a volte la maleducazione che l'essere umano per l'ennesima volta presenta è un qualcosa di scandaloso. Tanti divieti, giustamente, non vengono rispettati. La giornata è stata meravigliosa e dopo una bellissima giornata, una bellissima finestra di diverse ore di sole e di cielo sereno, arriva il temporalone pomeridiano, per cui è meglio tornare giù a valle con calma. Però alla prossima, ciao mondo!